Eccoci tornati nuovamente in diretta, buonasera a tutti, piccolo ritardo ovviamente dovuti a dei problemi tecnici che diciamo purtroppo con troppa frequenza vediamo funestati sempre più spesso, insomma siamo dispiaciuti che abbiano chiuso Skype che invece funzionava perfettamente e ci hanno lasciato in eredità un programma che un giorno sì, l'altro pure ha problemi di tutti i tipi. Benissimo, quindi dopo aver ringraziato Microsoft, quest'oggi diamo il benvenuto in stretto ordine alfabetico alla coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danieli. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E diamo il benvenuto alla vice segretaria provinciale della Lega, Pamela Rabaccio. Ciao Pamela. Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito con il primo tema, ovviamente è il tema che ci stiamo avvicinando pian pianino alle elezioni amministrative del 2027, mancano poco più di un anno e mezzo ormai, elezioni amministrative ovviamente molto attese, anche perché ovviamente avranno una novità di questa riforma del sistema elettorale voluta fortemente dall'assessore Roberti, di cui appunto Pamela è esponente, appunto vice segretario di punta a Trieste, ovvero la riforma della questione del ballottaggio, ovvero ballottaggio che non ci sarà qualora la coalizione invece che raggiunge il 50% più 1 basterà che raggiunga il 40% più 1, de fatto un po' volendo dire l'eliminazione di quello che è de fatto il ballottaggio, quindi si giocherà sul turno unico perché effettivamente è abbastanza improbabile che nessuna delle due coalizioni raggiunga almeno il 40%. Ecco, cosa ne pensate di questa riforma? Se siete d'accordo e secondo voi chi avvantaggerà il centrodestra o il centrosinistra e come cambieranno poi le strategie elettorali e politiche proprio con questa riforma, ovvero il fatto che si giocherà sul turno unico e non diciamo così, due battaglie, mettiamola così. Prima Elena, vai Elena. Allora, io ovviamente non sono d'accordo con questa riforma, non sono d'accordo per niente. Ha una serie di implicazioni questa riforma, prima fra tutte il fatto che costringe tutti ad andare in coalizione. Perché di fatto è l'unico modo per mettere insieme un numero sufficiente di voti per cercare di evitare che lo schieramento opposto passi il 50%. Il E 40%, sì. sì, secondo me è una diminuzione della democrazia, cioè si perde democrazia così. Teniamo conto che noi abbiamo una carta costituzionale scritta sul proporzionale. L'inserimento del maggioritario crea tutta una serie di discrepanze. Questa è l'ennesima. Noi stiamo cercando di spingere verso un maggioritario estremo che però non tiene conto delle sfumature, delle differenze tra le varie forze politiche, costringe tutti in coalizioni che spesso non sono frutto di un ragionamento fatto sui programmi e quindi è un problema importante. Noi stiamo costruendo un percorso verso le amministrative cercando di partire proprio dai temi, abbiamo già cominciato ad interloquire con diverse forze politiche e di centrosinistra e stiamo cercando di costruire un percorso ragionevole, fatto di questioni da risolvere, fatto di concretezza, però non è semplice. Siamo partiti adesso perché sappiamo che il percorso è lungo. E, quello che risulta evidente è che non è più possibile per nessuna forza politica in queste condizioni presentarsi da sola agli elettori, con un programma proprio e delle proprie idee. Ok, Io va bene, credo che perfetto, dopo questo ha proseguiamo. vantaggi. Va bene, scusa, ho Sì, no, parlato chi troppo. avvantaggia, giustamente, chi avvantaggia, perché ovviamente questo è Io credo importante. che questo avvantaggi il centrodestra, che è diciamo, un'alleanza ormai storica, fissa, stabile, che ha le sue discrepanze, le sue discussioni, i suoi momenti di crisi, ma che ormai da un decennio ci ha abituato a questi schieramenti. Ecco. Pamela, prego. Allora, innanzitutto quando si propongono delle nuove leggi non bisogna pensare all'interesse personale, ma bisogna pensare al benessere di chi poi, su chi ricade questa nuova introduzione. Per cui dobbiamo pensare che dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più l'elettorato a partecipare, ad essere elettorato attivo, ad andare a votare e ad avere le idee chiare su quello che va
poi a votare nell'urna. Io credo che è un miglioramento che possa aiutare ad avvicinare l'elettorato, cambia sicuramente un approccio e senza il ballottaggio non ci sono accordi post primo turno, ma proprio per questo la coesione dei partiti e delle coalizioni diventa cruciale da prima. Quindi credo che decidendo tutto quanto prima in un unico primo turno, poi anche nel momento che si va a andare avanti con l'attività dei 5 anni, si è molto più coesi. Penso sia sicuramente se poi va in porto, qualcosa di positivo. Secondo me il sindaco che si va poi ad esprimere deve essere una persona molto radicata sul territorio con anche una buona notorietà e questo può portare solamente che un beneficio poi alla città. Prego Elena, non ti vedevo convinta. No, no, non sono convinta perché non capisco in che modo questo stimoli la partecipazione dei cittadini. Nel senso, io credo che le logiche di coalizione, i pacchetti fatti, le liste bloccate, il sempre meno possibilità di scegliere siano esattamente l'opposto. Cioè, non vedo in che modo questo tipo di riforme stimoli la partecipazione. Dopodiché è vero che il candidato con una certa notorietà, con un certo radicamento sul territorio è favorito, questo è lapalissiano. Adesso bisognerà vedere chi è questo candidato per il centrodestra e chi è questo candidato per il centrosinistra. Non sarà semplicissimo da trovare, anche perché eh, eh, Roberto Di Piazza non può più candidarsi stavolta e quindi stiamo aspettando con ansia di sapere chi sarà quello che la destra tirerà fuori dal cappello per sostituire cotanto personaggio. E, allora, dopodiché io trovo che, ma proprio dalla decisione di andare verso forme di maggioritario, ci sia una diminuzione dell'idea di partecipazione dei cittadini e una disaffezione verso le urne. E trovo che le due cose vadano a braccetto. Quando puoi scegliere tra, una volta Beppe Grillo diceva tra la cacca tiepida e quella fredda, no? Ma quando hai poca scelta, alla fine ti par tutto uguale, non vai a votare, no? Io sono dell'opinione però che si possano fare dei percorsi intelligenti e partecipati con le forze politiche attorno a un programma e che bisogna partire proprio dai temi, coinvolgendo magari i cittadini per capire quali sono, con un percorso partecipato, quali temi sono secondo loro prioritari. E noi abbiamo cominciato a fare questo percorso ragionando per esempio sulla questione della casa, no? Perché abbiamo una importante crisi dell'abitare a Trieste e, e così via, cioè ci sono mille altri argomenti Perfetto, che si possono tirare in perfetto. ballo. Pamela, prego. Ma credo che siamo andati un pochino oltre al tema che ci hai posto, Luca, nel senso che il dialogo con i cittadini da parte di un partito politico c'è sempre su vari argomenti di interesse di tutti quanti. Per quanto riguarda il voto e le strategie politiche, è sicuramente qualcosa dettato proprio dal partito. Come implicazione politica del turno unico, sicuramente il voto personale e di lista conterà di più e anche piccole differenze di consenso possono determinare quello che sarà il vincitore. Altrettanto importante credo sia che le liste civiche o le coalizioni più compatte evitano di disperdere dei voti, quindi garantiscono un governo migliore nell'arco dei 5 anni. Perfetto, benissimo, passiamo al secondo tema perché siamo già. Scusami Elena, volevi Scusa, 30 non ho secondi? capito.
Non ho capito l'ultima frase. In che senso le civiche evitano di disperdere i voti e quindi garantiscono il governo per 5 anni? No, spesso emergono delle civiche o comunque le coalizioni sono più compatte e quindi si va a governare in maniera più serena. Era Continuo un a non O. capire. Non importa, va bene, passiamo al prossimo argomento. Passiamo al secondo tema perché siamo perfetti con i tempi. Abbiamo visto che ho cominciato un attimo in ritardo, cioè, devo chiedervi un po' di andare un po' più di Scusa, fretta. No, 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 di andare un po' più di fretta, ma siete bravissime, per cui vi chiamerò sempre perché siete proprio asburgiche, svizzere come tempismo. Pamela, passiamo al tema parcheggio, un tema quanto mai attuale, ancora di più evidentemente sotto Natale. Il sindaco di Piazza ha confermato il parcheggio è tirato fuori ovviamente dal conduito del cilindro da Gianna Michel Gianuzzi Marcolana, quindi dove c'era il Cirque du Soleil, Mhm. confermando anche il parcheggio momentaneo dell'anno scorso alla Tripkovic. Questo evidentemente è un tamponare evidentemente l'emergenza. Vi chiedo se secondo voi queste misure sarebbero poi da confermare per sempre, quindi quelle zone là destinate al parcheggio, se avete soluzioni alternative, se secondo voi queste misure tampone possono bastare per questo periodo di Natale, oppure effettivamente anche se sono 400-500 posti, comunque la carenza di parcheggi è molto molto più ampia. Prego Pamela. Allora, sicuramente i parcheggi intermodali di interscambio sono di interesse dei cittadini. Ad oggi non bastano mai perché più parcheggi ci sono e più si tendono ad utilizzare. Bisogna però poi individuare nuovi siti e migliorarli. Non più tardi di questi giorni la Regione ha detto che emanerà un bando di 3,5 milioni di euro per ampliare dei parcheggi esistenti o comunque crearne di nuovi in determinate condizioni. Trieste rientra tra le casistiche che sono delineate in questo bando che verrà pubblicato a breve e sottolinea appunto che anche la cittadinanza è molto disposta ad utilizzare anche mezzi pubblici, riuscendo però a raggiungere, diciamo, i centri principali dai centri più piccoli in maniera autonoma. Quindi dove per ovvi motivi di costo o del trasporto pubblico che passa in maniera molto più rada, lì utilizzo il mio mezzo privato per raggiungere il punto di interscambio dove trovo un parcheggio e da lì ben volentieri utilizzo il trasporto pubblico. Per cui questo è l'indirizzo e aiuterà anche magari a individuare dei punti di rigenerazione urbana, come appunto citerà il bando di cui vi ho parlato. Elena, prego. allora, tutto giusto. E parlando però strettamente di Trieste, sarebbe ora che sta cosa diventasse strutturale. Noi abbiamo un piano del traffico in cui questi parcheggi di cintura sono previsti. Ma non è stata ancora fatta nessuna azione in questo senso. Speriamo che questo bando serva a realizzare ciò che è previsto nella programmazione del comune, perché di fatto questo è. Dopodiché la soluzione tampone per Natale, vabbè, per forza abbiamo chiuso tutti i contenitori che c'erano, facciamo però anche un altro ragionamento. Eh, Meno centrali sono i parcheggi, meglio è. I parcheggi sono sempre degli attrattori di traffico, ok? Eh, è necessario un cambio di mentalità. Per avere un cambio di mentalità dovrà passare ancora qualche anno. Bisogna che coloro che sono nelle possibilità di farlo smettano di usare la macchina, perché altrimenti coloro che non sono nelle possibilità di farlo, e a Trieste cominciano a essere diversi, che hanno problemi momentanei di salute, molti anziani che non riescono a fare grossi spostamenti con l'autobus, tanto più che noi continuiamo a comprare degli autobus che hanno dei gradini per salire, che bisogna essere degli alpinisti per salire sull'autobus. Allora, se non facciamo un ragionamento strutturale che consenta alle fasce della popolazione che temporaneamente o stabilmente hanno delle grosse difficoltà di movimento ad accedere al centro in macchina,
E lo potremo fare soltanto se quelli che invece ci riescono tendono a usare un po' di più i mezzi pubblici, e per questo serve il cambio di mentalità, noi non ne verremo fuori, soprattutto a Trieste, che è una città che non ha spazi. E dove creiamo parcheggi noi attraiamo traffico. È automatico. Il traffico va ridotto, non aumentato. Ben venga il bando, fa piacere, però bisogna capire come verrà utilizzato, perché se viene utilizzato per ampliare i contenitori che già ci sono in centro, non va bene per nulla. Se invece viene utilizzato per ottemperare a quelli che sono gli obblighi di programmazione per realizzare i parcheggi di cintura, allora benissimo, ok? Però dipende da questa amministrazione. Pamela, prego. No, su questo assolutamente d'accordo, nel senso che va da sé che nel momento che si individuano i parcheggi e ci sono i trasporti pubblici, chi ha la possibilità di utilizzarle perché non ha problemi di spostarsi a livello di deambulazione, lo utilizza perché risparmia tempo rispetto ad addentrarsi nel traffico, cercare parcheggio e fa prima utilizzare il mezzo pubblico. Per cui credo nel momento ci saranno queste occasioni, il cambiamento sarà naturale, anche perché essendoci meno traffico, lo stesso trasporto pubblico scorrerà in maniera più veloce e lascerà correttamente spazio anche di parcheggio a chi ha problemi, perché magari persone fragili, momentaneamente non in salute e via dicendo. Questo è proprio vivere in un contesto civile dove tutti quanti si rispettano e anche vivere in un contesto meno inquinato è anche più facile da vivere sia per lavoro che per altri momenti di libertà. Elena, e chiudiamo. Ma sì, sono d'accordo, è abbastanza chiaro che la Beh, direzione non può che essere quella. dicendo così sembra che torniamo al 2018 quando c'era il governo Lega 5 Stelle, tutti d'accordo tra Lega 5 No, Stelle? vabbè, ma Cioè, questo è buon senso, no? Tu metti Beh, due certi donne, temi è sono normale che ci tecnici e sia non del buon senso. necessariamente politici. prego Non ti ho Daniele, scusa. sentito. Ma E, dicevo che e- certi temi, scusami, sono magari puramente tecnici, non necessariamente tutto deve essere politico, essere in contrapposizione, perché ma insomma, sì, sì, come sì, dicevi tu, il buon senso è universale, dovrebbe essere in universale. teoria sì. Mi trovo più con le donne effettivamente ad avere questi contatti di buon senso. Bene, il discorso è la realizzazione delle programmazioni, no? Noi abbiamo il piano del traffico che prevede già i contenitori di cintura. In 5 anni non ne ho visto partire uno. Allora, se è l'occasione per farli partire, allora siamo nella direzione giusta e siamo tutti d'accordo. Questo è, punto. Dopodiché, l'altra settimana ero sveglia sì, ero sveglia a Trieste e mi ha telefonato una signora che spiegava che aveva 3 cani di media taglia e che quindi non poteva andare in centro in autobus perché non può salire sull'autobus con 3 cani e doveva per forza andarci in macchina e la cosa era per lei francamente impossibile, non trovava in nessun modo parcheggio. Chi può muoversi a piedi si muove a piedi e chi, anche per ragioni buffe, perché effettivamente pochi hanno 3 cani di media taglia, no? Beh, non può accedere al mezzo pubblico, deve essere in qualche modo tutelato. Mm. Perfetto, ci stiamo avviando verso la conclusione. Ovviamente anche quest'oggi il nostro giochino per vedere un po' come stanno il borsellino dei candidati sindaci. Per cui vediamo un po' il giochino aggiornato se i nostri ospiti confermeranno, se hanno già risposto alla domanda, la risposta precedente, o se daranno, come è già successo, un aggiornamento delle risposte. Quindi ad oggi, 3 novembre 2025, partiamo adesso con Elena. Chi è il candidato sindaco favorito dell'altra coalizione? Federica. Pamela? Ma spiazzo e dico proprio Elena perché comunque ha un profilo tecnico alto e quindi perché non rimettere in gioco i 5 Stelle? Ah, grazie, Quindi, ma non credo che ci siano le condizioni. qui la sfida qua sarebbe Massimiliano Federica contro Elena Danielis. Questa è la sfida Ah, di sì. oggi. Per cui, insomma,
diciamo che è una sfida inedita, non è stata ancora detta, però effettivamente è sempre così interessante, anche così che può stimolare il dibattito. Ringraziamo per essere stata con noi Elena Danielis, più forte dei problemi tecnologici, ha provato di tutte e alla fine è venuta in diretta, grazie Elena, segretaria Grazie a regionale voi. del Movimento 5 Stelle. Pamela Rabaccio, ti ringraziamo, vice segretaria provinciale della Lega. E noi ci vediamo fra 5 minuti e parliamo della Fiera del Cioccolato da giovedì a Trieste, in cui siamo media partner, per cui una diretta cioccolatosa e molto golosa. Siete golose? Vi piace la cioccolata? Sì. C'è una spaccatura anche qua. Una sì, una no. Benissimo, par condicio massima anche qua. A tra poco! Grazie.